strana da qualche anno, nel senso che ci sono stati un po' di cambi di proprietà anche dalla promozione, dalla gestione Erba quando salì in Serie C, poi ci fu la retrocessione e da quel momento in poi il Legnano, diciamo, non si è mai ripreso. Io sono dell'idea che quando cambiano troppo le proprietà, ripeto, io non conosco la situazione all'interno del Legnano, quindi potrei dire anche delle eresie, però sicuramente quando ci sono tanti cambiamenti così repentini che generano un po' di confusione, alla fine c'è qualcosa all'interno che non va. Ora non lo so quale possa essere il problema. La salvezza sarebbe stata alla portata e sarebbe stata una salvezza anche meritata per una piazza importante e per una tifoseria che sicuramente non merita la retrocessione. Ripeto, il Legnano spesso lo menzionate anche voi qui su Bepi Sport e lo avete fatto anche Bepi durante TV. l'anno quando puntualmente c'è qualcosa che non va. Un cambio di direzione tecnica, un cambio di allenatore, un cambio di presidente, senza nulla voler attribuire chiaramente a Soviero che è un professionista, non so, c'è qualcosa di poco chiaro che oggi si conclude con un epilogo triste che è quello della retrocessione. Sei d'accordo tu, Salvatore? È un epilogo triste che si No, vabbè, conclude. ma è big quando si retrocede, vabbè, poi ognuno dice la sua, poi giustamente lui ha detto professionista, voglio dire, ognuno ha un'idea, sicuramente quando si cambia non sai mai come va a finire, ma il cambio c'è stato e sicuramente al di là dello spareggio c'era stato, poi le chiacchiere, le attenuanti che ognuno si crea, io ho giocato a calcio 20 anni, non lo so, sono abituati a altri tipi di spogliatoio, altri, si dice sempre che il calcio è cambiato, non è cambiato il calcio, sono cambiati gli uomini, perché una volta si giocava per il risultato, qua mi sembra che si cercava più l'attenuante che il risultato, perché a 2 partite dalla fine, dove a oggi sono 13 giorni di ritardo su uno stipendio, a oggi, dico oggi, e si cercavano sempre delle attenuanti giustificate dai giornali. Io non ho mai visto su una chat di gruppo di squadra girare il messaggio per intero a un giornalista, cioè, queste sono le cose che poi alla fine uccidono anche il morale, sicuramente incidono anche sul rendimento, può sembrare strano ma è così. Poi io non lo so come è abituato Capobianco, io sono abituato a determinati tipi di atteggiamenti di professionisti. Forse io ho sentito parlare diverse volte nello spogliatoio società di dilettanti, riferendosi alle società, ma l'intera struttura è una struttura di dilettanti. I tifosi, mi dispiace per i tifosi perché da quando sono arrivato hanno sempre incitato, è ovvio che su un 5-0 in casa sicuramente è stato demoralizzante, cioè neanche la voglia di controbattere c'è stata in Salvatore, campo. scusami, ti interrompo, ma per i fatti successi ieri del pubblico, appunto dei tifosi, e quindi che la Folgore, Michele Criscitiello chiede i danni, che Sì, comunque... anche, no, vabbè, quando si fanno i danni si chiedono i danni, quando si fanno danni. Ma io, perché c'è sempre una parte della stampa, io non ho mai parlato sui giornali perché i giornalisti poi fanno la selezione di quello che uno dice, quindi per televisione è ovvio che uno se ci sono dei danni li deve pagare, ma sicuramente se ci sono danni fatti da tifosi non è che deve pagare la società. Voglio dire, se uno va allo stadio e rompe una porta perché è arrabbiato, è ovvio che la paga chi l'ha rotto, cioè sicuramente non la pagherà la società, ma la pagherà anche la società. Poi queste sono cose che non è la porta rotta, comunque oggi è il Cristiello dramma ha, calcistico. Cristiello ha chiesto danni da 50 a 100 mila euro. Io non lo so, non è che sono andato a fare il giro per il campo per vedere le cose che sono rotte, anche perché era quasi terminato il primo tempo, il vicepresidente mi ha mandato dall'altra parte a parlare con l'arbitro, obiettivamente c'era ben poco da parlare, sul 3-0 alla fine oggi non era l'arbitro il nostro problema, eravamo noi stessi il nostro problema, era la mancanza di voglia che c'è stata nelle altre partite, la troppa... Non vorrei, guarda, sto cercando di pensare a quello che dico perché poi potrei anche arrivare Sbagliare. all'offesa perché ho sentito delle cose in questi 2 mesi che non avevo mai sentito calcisticamente. Ogni anno che passa dico
boh, questa cosa non mi è mai capitata, ma purtroppo mi è capitato anche questo, cioè di sentire delle cose fuori dal mondo proprio. Salvatore, tutta esperienza, passiamo dai tuoi dolori purtroppo alle gioie, e qui di gioie ce ne ho due, parto da Roberto e per poi andare a Marco. Roberto, la tua gioia ieri è stata immensa, penso, perché comunque al di là di playoff, derby, ecco, vediamo anche le immagini, è stata veramente una partita importante sotto tutti i punti di vista. Sì, sicuramente è stata un'ottima prestazione, abbiamo fatto una bellissima partita, era un derby perché tra due bresciane, la società ci teneva e penso che abbiamo meritato alla fine, soprattutto il primo tempo, abbiamo fatto veramente un primo tempo spettacolare e poi però siamo riusciti a chiuderla anche nel secondo tempo, insomma dai, è stata veramente una prestazione di squadra importante, e anche se sappiamo insomma che al ritorno abbiamo fatto tanti punti e siamo diventati veramente squadra, quindi questo ci dà morale insomma per la finale. Ecco, al ritorno appunto avete fatto tanti punti, hai appena detto, cosa è cambiato oltre al mister tra andata e ritorno, cosa è scattato in voi durante la stagione? Ma, ma credo intanto comunque quando si cambiano tanti giocatori, anche staff, insomma, perché vai, Tacchinardi c'era, ma comunque sono cambiati tanti giocatori a inizio anno. La D è un po' particolare come campionato perché magari parti non benissimo e poi alla fine sale solo una squadra, magari sai in C ci sono i playoff, quindi c'è modo poi di conquistarla comunque la Serie B, mentre in Serie D una volta che parti male poi non è facile per cambiare la rotta. Invece noi col mister Contini poi abbiamo trovato una quadra, abbiamo fatto gruppo, la società comunque ci è sempre stata vicina e quindi alla fine abbiamo fatto un bellissimo ritorno e adesso ci godiamo la finale e vedremo come andrà, insomma. Ecco, Giovanni, tu su questo Desenzano cosa hai da dirmi? Cosa mi puoi dire? Poi passiamo a Nicola. No, che ne abbiamo parlato spesso nel corso delle precedenti trasmissioni. De Senzano ha fatto un giovedì di ritorno straordinario. Lo dicevamo la settimana scorsa, se probabilmente il campionato fosse durato altre 5 partite, non so come sarebbe finito. E la vittoria di ieri, insomma, è la dimostrazione che hanno trovato una quadra importante. L'unico rammarico è che oggi vincere il playoff porta a poco e nulla, al di là della gratificazione sportiva per una vittoria personale, e il rammarico è quello di non essere riusciti ad iniziare la stagione in questo modo, perché il Desenzano oggi è una squadra con una quadratura totale. Se fossero partiti così probabilmente non ce ne sarebbe stato per nessuno. Roberto, ma la partita che avete preparato ieri, cioè prima di scendere in campo, la vedevate con questo risultato o cioè, la pensavate diversa, la vedevate più facile, più difficile, più... Com'è stata rispetto a quello che pensavate? No, allora sicuramente noi l'abbiamo preparata bene, ma penso anche il Palazzolo l'abbia preparata bene. Probabilmente, non so, forse avevamo anche un po' più di motivazione, arriviamo da un periodo più in forma, quindi all'inizio della partita tu cerchi solo di vincerla, ecco, poi credo che siamo stati bravi perché siamo veramente partiti forte, l'abbiamo indirizzata subito e poi di conseguenza abbiamo preso gol, è vero, all'ultimo, a fine primo tempo, il 2-1, ma ci siamo detti anche nello spogliatoio, ragazzi, a inizio partita fondamentalmente firmi col sangue, no? Di essere già in vantaggio 2-1 a fine primo tempo, se sai che a loro Certo. il pareggio dopo i supplementari può bastare. Quindi ho detto sulla testa, abbiamo detto e via, adesso si fa il secondo tempo e poi siamo stati bravi, anche Miki poi che ha parato un rigore, ma oltre al rigore parato credo che abbiamo avuto occasioni importanti e abbiamo veramente fatto una partita importante, insomma, anche per questa categoria veramente importante ieri. E adesso cosa vi aspettate con la prossima? Ma si va in campo no per vincere, sicuramente io quando ho visto la Varesina, soprattutto all'andata, ero convinto che vincessero il campionato e devo fare i complimenti al mister perché veramente ho visto una squadra spettacolare, soprattutto all'andata quando poi è stato mandato via Tacchinardi, avevo visto una squadra molto offensiva, compatta, poi probabilmente non so adesso al ritorno qualche punticino l'hanno perso, ma io ero convinto che
alla fine la Varesina o il Piacenza potevano vincere, ecco. Invece purtroppo anche per la Varesina non è andata così e quindi ci vedremo in finale. Marco, passando a te, in una settimana 2 volte il Piacenza gli hai fatto 6 gol, gli avete fatto 6 gol, cioè eravate in casa da 2-0, da 0-2 a 2 pari, quindi ti chiedo cosa è successo per andare sotto i 2 gol e poi per recuperare e cosa è successo a Piacenza. È successo che, vabbè, noi abbiamo confermato che non facciamo fatica a trovare la via del gol, no? E questo credo che sia stato riconosciuto un po' da tutti. Dopo queste sono partite dove anche i particolari, magari anche un discorso emotivo, cambiano improvvisamente l'andamento della partita, no? Noi all'87esimo stavamo 1 calcio di rigore giustissimo, tra parentesi, perché il difensore lì doveva solo accompagnarlo sul fondo, invece decide di intervenire sulla palla. E quando prendi quel gol lì, poi è chiaro che subentra un po' di paura, un po' di ansia, perché giochi contro una squadra forte, che è il secondo miglior attacco del campionato. La mettono un po' anche sulla rissa, l'arbitro ci mette del suo perché chiaramente nel 3-3 al 90esimo ci sono due clamorose punizioni non fischiate a nostro favore e poi va sul 3-3, diventa tutto più complicato. Per fortuna, gli ho detto ai ragazzi quando sono arrivati in panchina, ho trovato il lato positivo di questa situazione, è che se fosse stato un campionato avremmo buttato 2 punti e invece c'erano i supplementari e quindi avevamo ancora la possibilità di raddrizzare la partita. E questo è successo, insomma, hanno ritrovato quella fiducia e devo dire, al di là dei miei, ma devo fare i complimenti a tutti i calciatori che fanno i playoff di Serie D perché, come diceva prima il direttore, contano poco. Purtroppo i playoff sono stati messi e i playout sono stati messi per tenere vivo un campionato che se no a 10 giornate dalla fine non avrebbe più valore e diciamo dalla parte alta della classifica sta tornando questa cosa qua perché sta diventando sempre più difficile il ripescaggio. È l'unico campionato, la Serie D, dove non ci sono i playoff che valgono per la vittoria del campionato, quindi questa cosa qua è un po' brutta e spererei che chi è al governo del nostro calcio magari riuscisse a cambiare anche questa cosa qua perché sarebbe ancora più bello e sarebbe ancora più tirato nel finale vedere squadre che magari danno il 100% per arrivare all'obiettivo. Guarda, noi stiamo Tutto qua. facendo, Marco, stiamo facendo proprio delle trasmissioni per cercare di far capire che i playoff appunto hanno poco senso così, però io dico anche che in questo caso Varesina, essendo al terzo anno di Serie D, giusto, quindi essere nei playoff, perché il primo anno comunque avete preso le misure della Secondo. Serie D, il secondo anno, esatto, questo qui avete alzato un po' l'asticella al terzo. Secondo è il quinto della nostra storia. Sì, assolutamente, assolutamente, però dico quest'anno, adesso da questo ciclo che avete cominciato, questo è il secondo anno, al terzo anno l'anno prossimo potete comunque mirare con questi playoff, quindi esperienza, quindi blasone un po' che cresce, che comunque è sempre un qualcosa. No, Giovanni, aiutami tu, fare i playoff e vincerli o comunque farli ed essere lì può aiutare anche una società a essere più di peso, diciamo così, per l'anno che verrà, per la nuova stagione, perché comunque hai fatto i playoff. No, la mentalità vincente si costruisce vincendo. Esatto. Qualsiasi giocatore prima di essere un vincente era un perdente che ha imparato a vincere. Il mister è una squadra giovanissima, vincere un playoff sicuramente può essere utilissimo per la stagione successiva. E poi mister, insomma, si gioca sempre per vincere, saresti comunque primo in qualche classifica ideale, no? Porteresti a casa comunque un titolo e questa è sicuramente una cosa importante. Beh, perché comunque la Varesina i titoli ci tiene. Questo... Vai Marco, vai. No, è chiaro che ho fatto i complimenti ai ragazzi proprio per questo motivo, perché alla fine ci stiamo giocando il nulla, tra virgolette, però abbiamo quella fame, come diceva prima anche il ragazzo del Desenzano,
che serve poi in queste partite, perché chiaramente le motivazioni fanno un po' la differenza, no? Quindi guardo anche la medaglia dall'altro lato e dico che andiamo in finale playoff, poi l'anno dopo sia noi che il Desenzano dovremo fare meglio dell'anno che abbiamo passato, e quindi rimane solo una posizione, che è quella di vincerlo il campionato. Quindi è anche un'arma a doppio taglio. Ci sono delle società che sono andate ai playoff, l'hanno vinti e l'anno dopo sono retrocesse, perché chiaramente non c'è questo sfogo, non c'è questa possibilità di andare su, e questa cosa qua devi essere bravo poi a rinnovare un po' l'entusiasmo, perché chiaramente diventa anche un'arma a doppio taglio. Posso? Vai. Ma succede in tutte le categorie. Basta pensare al Bari, che l'anno scorso per 2 minuti ha perso il campionato e quest'anno si ritrova a fare lo spareggio per la salvezza con 2 risultati contro, voglio dire. La mentalità, è vero che la mentalità si costruisce vincendo, la mentalità uno o ce l'ha o non ce l'ha. È ovvio che il gruppo rafforza la mentalità, ma se uno c'ha dentro la voglia di vincere, non c'è un altro che ti possa insegnare a vincere. La vittoria parte dallo stato morale di un giocatore, di ogni singolo giocatore, al di là poi del progetto, di quello che sia della società. Se uno la vittoria o ce l'ha dentro o fai fatica a trovarlo. Però se ti trovi in un contesto vincente è ovvio che tu ti puoi mentalizzare, però parti sempre dalle basi, quelle che tu hai dentro. Poi il resto è retorica, sono chiacchiere, voglio dire. Marco, tornando a noi, allora, la Varesina, girone d'andata, comunque un bellissimo girone, un buon girone. Il girone di ritorno vi siete trovati anche in testa, quindi a un certo punto eravate anche in testa. Poi è successo che, inspiegabilmente, io da fuori, dico, inspiegabilmente la Varesina sembra che molli. Poi ritrova la quadra, come suol dire, e quindi si rimette un attimo in carreggiata. L'avete capito cosa è successo in quello spazio lì, da primi a poi che avete mollato? Cioè l'avete capito almeno, ecco, l'importante è quello, perché se uno lo capisce è una base per il futuro, se poi non lo capisci è difficile. Ma mi meraviglio che non l'avete capito voi, però. No, ma io devo fare la domanda. Tante cose. Io 11 partite, Guidetti tra campionato e Coppa Italia ha saltato 13 partite. Se togliamo il giocatore più importante al Desenzano, gli tolgo Pirola, ok? Ora non è il più importante perché lì ce ne sono tanti importanti, ma gli togliamo Pirola dalla difesa, io sono convinto che invece di fare la miglior difesa del campionato, probabilmente il Desenzano prende qualche gol in più, ok? Quindi noi che siamo stati costruiti per salvarci, chiaramente non c'è un vice Guidetti. Guidetti è la star della Varesina e dietro c'ha Gatti 0-4, fortissimo, fortissimo. Questo ragazzo ha una proiezione di Lega Pro, sicuramente. Quindi non lo dico perché voglio discriminare quello che doveva sostituirlo. È un giocatore che è insostituibile perché ha un'esperienza che Gatti non ha. Gatti diventerà bravo come Guidetti, ma in questo momento non ha l'esperienza per superare tante partite. Questo è stato il primo problema che abbiamo avuto. Forte nel momento in cui abbiamo perso Guidetti. Tra l'altro l'abbiamo perso proprio a Desenzano dopo 5 minuti di partita, che si è stirato al polpaccio, è stato fuori, come ti ho detto, 13 partite, quindi non è una scusante, perché poi a me non piace trovare le scusanti. Ieri eravamo senza Guidetti di nuovo, perché in settimana era rientrato da 2 mesi che è fermo, 3 mesi che è fermo, ma non solo Guidetti, poi c'era stato Maniconi con l'appendicite, anche lui ha saltato 3 o 4 partite, e anche lì non hai esce Paloschi e hai Aperi, oppure esce Recino e hai Marquez. Hai un ragazzo giovane, forte anche lui, che però anche lui non ha l'esperienza per fare determinate partite. E tutto questo è capitato proprio nelle 2 partite consecutive con la Pro Palazzolo e il Caldiero. Abbiamo perso quei 6 punti lì, poi. Quindi ce la siamo andati a giocare con il nostro modo di fare, quindi attaccando, e molto probabilmente avremmo dovuto fare qualcosa di diverso,
ma la squadra non l'accetta questa cosa qua. La squadra è una squadra che si gioca la partita al 100% e io sono andato dietro ai miei ragazzi, anche perché piace anche a me questa cosa qua. E ieri questo tipo di atteggiamento ci ha premiato, perché alla fine il 3-3 avrebbe ammazzato anche un toro e invece noi siamo ripartiti per andare a vincere la partita. E fa parte di un percorso di crescita che chiaramente sta avvenendo, perché ieri, lo ripeto, eravamo senza Guidetti e la squadra ne ha risentito meno. Gatti ha capito che fare una partita al Garilli è diverso che giocare contro, ora non voglio dire nomi, se no magari qualcuno si offende, però ci sono stadi dove puoi giocare con qualche giovane in più e ci sono stadi dove non te lo puoi permettere. Noi la nostra piccola sfortuna è stata quella lì. E poi non ci siamo mai sentiti inferiori a nessuno, anche se, devo dire, siamo stati il miglior attacco, ma abbiamo preso qualche gol di troppo. Questo è stato un altro problema che chiaramente non ci ha permesso di rimanere agganciati alle prime della classe. Giocare in uno stadio di quella portata, anche se comunque era vuoto, diciamo così, buona parte dello stadio, ma aiuta un giocatore? Sì. Marco? Mi hai sentito? Poi sicuramente dà degli stimoli importanti, Questo... Mi sentite? Sì, sì, vai, vai. No, l'abbiamo perso? Non più. Va bene, Capobianco, te la faccio a te la domanda che ho fatto a lui. Giocare in uno stadio importante come quello di Piacenza può aiutare i giocatori a dare qualcosa in più? Sì, sì, può aiutare il giocatore a dare qualcosa in più, soprattutto in questa fase, perché se il Piacenza si fosse giocato realmente qualcosa con quella tifoseria, una squadra giovane come quella della Varesina probabilmente avrebbe potuto soffrire la pressione, avrebbe potuto soffrire il tifo assordante di tante persone. Si parla sempre di una squadra molto giovane, parlo della Varesina rispetto ad un Piacenza invece che è costruito con i giocatori giusti e che avrebbe dovuto ammazzare il campionato. In questa fase del campionato sicuramente con un Piacenza che ormai insomma non aveva troppo da giocarsi, ma parlo sugli spalti piuttosto che in campo, chiaramente il Piacenza rappresenta una vetrina importante per chiunque vada a giocare su quel campo. E quindi le motivazioni sono altissime. Certo. Nicola, ti chiamo in causa. Una domanda a Roberto, Floriano. Sì, io la domanda che voglio fare a Floriano è riguardante sia gli obiettivi attuali che futuri appunto del Desenzano, perché ieri appunto essendo a Palazzolo ho avuto modo di parlare con il Presidente non ha nascosto, nonostante il grande ritorno e i meriti che vanno dati alla squadra per quello che ha fatto, comunque la delusione perché aveva costruito una squadra per vincere e me l'ha ripetuto più volte. Io voglio chiedere se secondo te con l'organigramma che c'è adesso e la rosa che c'è adesso presente si può puntare alla vittoria già l'anno prossimo? Ma guarda, io credo che quando si parla di salire, a meno che sei appunto una piazza importante, quindi prendi i giocatori più forti e vinci, ma sei anche supportato da un tifo, da pubblico, da tante cose. Una piazza come Desenzano magari alcune cose non ce le ha e quindi ci vuole più tempo per costruirle. Come magari stava dicendo il mister, no? La Varesina è da un po' di anni, ogni anno migliora e sta crescendo. Probabilmente l'anno prossimo farà ancora meglio con alcuni giovani che ha dentro che sono cresciuti quest'anno. Quindi io credo che il Desenzano sì, ha fatto una squadra forte, ma ci vuole tempo come in tutte le cose. Ormai si pensa che si vince subito, ma non è così, perché io vedo i 2004, i 2005 che sono arrivati a inizio anno e come sono cresciuti durante l'annata, no? Guardando anche Guarneri, Armati, ma lo stesso Mor. Ci sono giovani che hanno bisogno di un po' di tempo, devono crescere, la gente si deve conoscere, devi capire le abitudini di come si sta in campo e credo che il Desenzano, se restano tante persone all'interno della squadra, dello staff, l'anno prossimo sicuramente per me può fare ancora meglio di quest'anno e quindi per me nel calcio si vuole sempre vincere subito, ma non è proprio così. Chi sa di calcio, e qua insomma ci sono tante persone che sanno di calcio, sanno che non si vince sempre così con la squadra più forte o perché hai i nomi in squadra.
Io ho avuto la fortuna di farlo magari a Palermo e Bari, ma erano due piazze che non c'entravano niente, quindi c'era già una struttura dietro che ti permetteva di vincere anche abbastanza facilmente alcune categorie, ma secondo me quando si è una società abbastanza piccola bisogna crescere anno dopo anno. Questo è il mio pensiero, eh. Ma la squadra sta crescendo, Roberto, e il pubblico? Perché il Ma pubblico è il sì, grande anche il handicap. pubblico ha preso entusiasmo, quindi è una cosa, però anche lì, no, da inizio anno a vederla adesso, cioè Desenzano è già diversa, in senso a inizio anno sì, hai fatto la squadra magari forte, però c'è stato un percorso, infatti adesso comunque vieni al 3 Stelle, ci sono adesso non so quante persone, ma almeno un po' di persone vengono perché magari si stanno avvicinando alla città, vogliono vedere, non so, vogliono fare la foto anche con Paloschi, per dirti, no? Però almeno senti un po' di calore perché hai fatto al ritorno un percorso importante e secondo me devi fare un percorso importante ma devi poi continuarlo questo percorso per come vedo io il calcio in generale, no? E quindi adesso non so il presidente, la società cosa farà, quindi io su questo giustamente non so niente, faccio il giocatore, però per me, intendo in generale, funziona così. Certo. Nicola, andiamo su Marco Spilli. Sì, io Marco ho una curiosità sul match di ieri, che è una mia curiosità personale. Ho visto che con la panchina del Piacenza c'è stato più di qualche battibecco e volevo chiedere un po' in retroscena del momento, visto anche l'espulsione di Mister Rossini che sembrava molto alterato, ecco. Sì, purtroppo è nato tutto da, un- da D'Agostino che quando ha fatto gol è venuto in panchina e ha detto qualche parola di troppo, tra l'altro non a me, ma al mio secondo, che ha ribattuto per le rime e chiaramente il mister Rossini ha capito soltanto una parte di tutto quello che stava succedendo. Devo essere sincero, gli arbitri poi sono andati in confusione perché non meritava neanche il mister l'espulsione perché poi non ha usato parole offensive, eccetera, eccetera. È stato richiamato dal guardalinee come l'espulsione di Gasparri dalla panchina perché ha protestato per un fallo non fischiato, non mi sembrava da rosso diretto. Quindi c'è stata un po' di confusione, ci siamo chiariti subito con il direttore perché poi dopo il mister è andato via e non c'è stato modo di parlare, come ci siamo chiariti subito con i giocatori perché è giusto che ci sia anche questo spirito, è giusto che tutto rimane in campo e finisce lì. Comunque, ripeto, sono state due espulsioni esagerate che hanno portato un po' di tensione nella partita un po' regalate dall'arbitro. Marco, prima hai chiamato in causa gli arbitri. Prima, proprio un'ora fa, stavo facendo una trasmissione sull'eccellenza e parlavano degli arbitri che, appunto, playoff, playout, i protagonisti si lamentavano degli arbitri. Anche in Serie D, cioè, il livello dell'arbitro è una lacuna incredibile perché cosa si può fare? Cioè, cosa si può fare perché comunque sono campionati importanti, è gente che spende anche, i presidenti che spendono e arriva un arbitro che ti rovina tutto così per un capriccio magari a volte, Attenzione, come è successo ieri, stavamo parlando dell'eccellenza, cioè cose, un rigore magari che non c'era, un'espulsione che non andava fatta e anche voi, cioè comunque cosa succede? Non si può fare un qualcosa, non lo so, cosa proponete? No, una volta l'allenatore e il capitano andavano a Roma e si incontravano gli arbitri e si parlava un po', no, delle dinamiche che potevano succedere in campo, si facevano delle proposte, diciamo così, no, di come aiutare anche questi ragazzi, perché non dimentichiamoci che tanti sono giovani, non hanno esperienza e vengono in un campo da calcio dove magari, che ne so, Piacenza, Varesina, subisce un po' la sudditanza psicologica dello stadio, del Piacenza, ed è chiaro che anche per lui non è facile arbitrare. Quello che devono fare non te lo saprei dire perché lì ci deve pensare chi è vertice dell'AIA, ma il fatto che abbiano compreso che il livello degli arbitri sia in discesa, questo credo lo sappiano anche i vertici dell'AIA e quindi noi dobbiamo soltanto trovare un modo per aiutarli, trovare un modo per metterli nelle condizioni di arbitrare nella maniera
più tranquilla possibile. Purtroppo si facevano tanti discorsi a queste riunioni, no? Aiutiamo gli arbitri, non protestiamo, eccetera, eccetera. Poi alla fine della fiera, quando c'è la partita, le proteste ci sono, e quando vedi che le proteste poi ti portano a qualcosa di positivo nell'immediatezza della partita, e tutti ricadiamo in questa prassi. Quindi ti dico, non è facile arbitrare per loro. Secondo me c'è da fare un lavoro importante, perché chiaramente anche quando giocavo io a fine carriera in Serie D, se devo fare un paragone agli arbitri che c'erano in quel periodo lì ad adesso, e quindi non stiamo parlando di secoli fa, sicuramente c'è stato come posso dire, una freccia a ribasso, no? Per quanto riguarda gli arbitri. Però quando poi ci parli, anche loro dicono che hanno pochi arbitri, che stanno cercando di tirarli su, ma che anche loro fanno delle fatica. E quindi niente, dobbiamo accettare quello che succede, quello che dice il campo, e purtroppo è la parte più brutta, no? Certo. del nostro mestiere. Ma posso dire una cosa, ma anche in Serie A che c'hanno il VAR, ragazzi, Sì, hanno il VAR in Serie A, vedo delle robe col VAR che le vanno a rivedere, che ti lasciano perplessi. Quindi è un problema che va risolto, e sinceramente non saprei dirti come. Bene, comunque quando Se posso aggiungere al volo una cosa, volevo solamente aggiungere appunto che la classe arbitrale quest'anno in Serie A è la più ampia della storia del calcio italiano. Di conseguenza, soprattutto sulle serie minori, è una cosa che si può andare a ripercuotere, perché cioè, se ci sono 30 arbitri per la Serie A che poi ne arbitrano 10, gli altri 20 rimangono senza niente, e a quel punto è un'escalation e si va logicamente a prendere arbitri di livello inferiore rispetto magari ai migliori, che però in quella settimana non fa niente alla fine, ma è un dato di fatto, perché questa è la scelta che ha preso l'AIA, probabilmente andrebbe cambiata, ma non sta a noi deciderlo, ecco. No, e poi Piero, permetto di aggiungere solo una cosa. Il calcio oggi va velocissimo. Cioè, io negli anni 90, insomma, ero ancora un giovincello. Quando vedevo certe cose che accadevano nel campo e certi errori arbitrali, avevo sempre un enorme pregiudizio nei confronti degli arbitri, che reputavo una classe scarsa, o se non addirittura volutamente scarsa. E oggi però ci rendiamo conto che con il VAR si fa fatica a prendere una decisione, nonostante si abbia la consapevolezza di essere sotto gli occhi di tutti. E poi dall'altra parte ci sono dei calciatori sicuramente che non aiutano. Ieri ho guardato Taranto-Picerno, dopo 20 minuti è stato espulso Murano per una clamorosa gomitata in viso ad un avversario, e Murano dà quella gomitata perché si accorge di non essere guardato dall'arbitro. Infatti la cosa era passata inosservata. Murano, peccato che aveva dimenticato che nei playoff di Lega Pro hanno introdotto il VAR, e quindi l'arbitro richiamato al VAR rivede tutto e lo caccia via col rosso. Questo per dire cosa? Che in quel caso ci sarebbe stata una svista arbitrale gravissima su un fallo evidente, ma il calciatore sicuramente non ha aiutato l'arbitro a prendere una decisione giusta, cioè ha utilizzato un mezzuccio per colpire l'avversario di nascosto, quindi cercando di non farsi vedere. Una collaborazione migliore può sicuramente facilitare la vita a tutti. Ma Marco, torno ancora da te. Ai tuoi tempi gli arbitri erano più bravi quando giocavi? Sicuramente sì, ma ho avuto la fortuna, poi abbiamo Soviero qui che Floriano, io non c'ho una no, vabbè, ma lasciamo stare quella situazione lì. Ma sono stati arbitrati, io sono stato arbitrato per fortuna da Collina, e mi sono reso conto dopo 10 minuti che era 10 spanne sopra tutti. Però quindi anche il giocatore faceva fatica a fare le marachelle, no? per avere un vantaggio, e quindi grande rispetto per una persona che era veramente imparziale e non sbagliava mai. Ripeto, c'è Floriano che ha giocato in B e ha giocato in A, sicuramente è stato arbitrato da tanti altri arbitri importanti. Io credo che il calciatore se ne accorge in campo, e quindi nel momento in cui ti accorgi che l'arbitro non è all'altezza della situazione, purtroppo, lo ripeto, c'è questa brutta
attitudine da parte di tutti, perché non mi tiro fuori neanche io, di cercare di mandarlo ancora di più in confusione per avere, diciamo, un vantaggio successivo che a volte si concretizza e a volte invece scaturiamo ancora più confusione da parte dell'arbitro e quindi finisce per fare ancora più danni. Purtroppo è così e ripeto, c'è da trovare il modo, la maniera per migliorare questo aspetto, perché come dicevi te prima ci sono società che investono capitali importanti e perdere per un errore che ci sta vanno in pari, invece diciamo che in certi momenti non è così, ecco. Salvatore, tu volevi aggiungere qualcosa, mi sembra. No, volevo dire che io con sia in A che in B male. Anche se ho vinto, ci ha dato un rigore sicuramente non in A, era concentrata, era la sua categoria in arbitro internazionale, in B si rilassava un po'. Voglio dire, di lui non è che abbia proprio un bel ricordo, però sicuramente la classe arbitrale è cambiata sicuramente. Roberto, dimmi la tua sugli arbitri. Ma è meglio che non parlo, no? A parte gli scherzi, no, secondo me, come ha detto il mister, cioè probabilmente un po' è anche la cultura nostra, no? Sbagliata, ci viene sempre da lamentarci con l'arbitro, però purtroppo io vedo anche poco dialogo e quella è la cosa che mi fa arrabbiare più di tutte, nel senso che delle volte anche il capitano non può parlare ormai con l'arbitro, che ci sono arbitri che magari ti dicono no, non puoi parlare con me, e allora chi deve parlare? Quindi quella cosa poi ti innervosisce, se non può parlare il capitano, non può parlare, alla fine si fa la ciociara, cioè nel senso, capito? Dice vabbè, allora la buttiamo così e vediamo cosa si può combinare, quindi proprio è la cultura sbagliata, perché per una me volta, scusami, una volta erano bravi e presuntuosi, ora sono scarsi e presuntuosi, che è diverso. L'atteggiamento è lo stesso, ma il valore sicuramente è cambiato. Allora se uno è bravo, tu comunque l'accetti anche, ecco. Però adesso è vero, non ci puoi parlare con nessuno, sembra degli extraterrestri. È quello che ti dà fastidio. Incide sul rapporto. Per me è importante la comunicazione, a prescindere da tutto, no? Quindi se non puoi neanche più parlare, allora a questo punto si cerca di far di tutto, no? Per provare a vincere una partita, quindi magari ci si lamenta un po' troppo, invece in passato magari delle volte, ma come adesso si vede anche col VAR, nonostante c'è il VAR, la gente che si lamenta, no? I giocatori che si lamentano, ma tanto c'è il VAR, quindi l'arbitro va al VAR e guarda, invece si continua comunque a parlare con l'arbitro, quindi è proprio un po' la nostra cultura sbagliata, ma secondo me è anche l'arbitro che ormai non ha polso e quindi non comunica, quindi diventa tutto poi più difficile secondo me. Giovanni? Su questo no, la penso esattamente così, io credo che in ogni cosa la comunicazione sia fondamentale, anche nello spiegare una decisione sbagliata. Ma oggi sembrano veramente dei santoni che inavvicinabili, di una presunzione totale. Ripeto, magari c'era anche in passato, però oggi ho la sensazione che non si abbia la voglia di spiegare le cose e quindi effettivamente diventa tutto più complicato. Ripeto, si possono accettare anche delle decisioni sbagliate nel momento in cui si parla, si ammette un errore, sbagliano i calciatori, l'arbitro può anche dire di aver sbagliato, di non aver visto qualcosa, si comunica e lo si accetta, ma quando l'atteggiamento è arrogante, ecco che là si inaspriscono gli animi e il calciatore si mette un po' sulle sue anche nel non voler collaborare con l'arbitro. Marco Spilli, ti volevo fare una domanda, ma secondo te l'arbitro può essere influenzato anche dal nome del giocatore? Ma perché ti faccio questa domanda? Perché tu sei stato in panchina a vedere giocare un certo signor Diego Armando Maradona. L'arbitro cambia, è una Coppa Italia mi sembra, giusto? Qualcosa del genere, adesso non ricordo bene. Marco, mi senti? No, sei bloccato? Peccato. Vediamo se torna. Mi senti Marco adesso? Guarda, no, ti ho sentito malissimo, non ho sentito mezza domanda. Stavo dicendo, l'arbitro può essere influenzato anche dal nome del giocatore che è in campo. E ti faccio questa domanda proprio perché tu eri in panchina in una partita quando in campo c'era un certo signor Diego Armando Maradona.
l'arbitro può cambiare in base, non riesco a fargli la domanda, ma sono sfigato stasera. Ha giocato. No, comunque io volevo aggiungere una cosa. Comunque il regolamento del calcio è anche un regolamento difficile, secondo me, perché se sai guardare tipo a DAZN del post partita che fanno anche Open VAR quando stanno a spiegare il regolamento, ma è veramente difficile. Secondo me il problema è anche il regolamento, che è proprio difficile da interpretare con le telecamere, figurati senza. Roberto, a questa domanda, a questa affermazione della regia cosa dici? Secondo me anche lì è un problema delle volte. Se trovi l'arbitro presuntuoso e vuole fare il protagonista, anche se c'è il nome, alla fine ti fa il contrario. Poi magari trovi quello che un pochino magari porta rispetto, ma tendenzialmente, cioè io vedo anche adesso giocando con Alberto, no? Non è detto che gli tirano il pestone da dietro e glielo fischiano, anzi dipende dalle volte, e secondo me più c'è la TV più cambia, cioè delle volte sembra assurdo, ma magari in B se c'è il nome, ma se ti fanno un'entrata e vuoi fare protagonista, non so, al Barbera che è tutto pieno, non so se te lo fischia, quindi anche lì dipende un po' dal carattere dell'arbitro. Bene. Torno da Marco, mi senti adesso Marco? Sì, io adesso ti sento. Allora, la domanda era, l'arbitro secondo te... Ho capito. L'hai capita? Ok. Ho capito dal discorso di Floriano, sì. Sono d'accordo con lui, nel senso che trovi l'arbitro che alcune volte si fa chiaramente influenzare sì, dal nome del giocatore, dall'importanza del giocatore, e trovi quello che addirittura tante volte lo fa apposta a non fischiargli niente per dimostrargli che ha personalità. E come lo fanno in stadi importanti, perché tante volte ti arriva l'arbitro in uno stadio importante e ti vuole dimostrare che non ha sudditanza psicologica perché in uno stadio importante e fai danni. Ma questo credo che faccia parte un po' della sfera che non credo nessuno dell'AIA possa migliorare in un arbitro. Secondo me quello che si può migliorare, lo diceva prima Floriano, è il dialogo, chiaramente che è totalmente assente. Si può migliorare anche la serenità che ci deve essere in una partita di calcio, perché alcune volte basta una piccola protesta che l'arbitro perde subito la testa e sventola cartellini, abuso di potere allo stato puro. Tante volte all'allenatore esce fuori dall'area tecnica, gli danno 2 giornate, che mi sembra una roba fuori dal normale. E alcune volte se dici, che ne so, scarso, può capitare di dire scarso, come ha detto prima il direttore, magari ne prendi 5. Oppure magari te ne danno 3 che tu non puoi fare ricorso perché sotto le 3 giornate non puoi fare ricorso. Ci sono tante piccole cosine che secondo me andrebbero sistemate, quindi magari noi stiamo un pochettino più tranquilli e loro non hanno questo abuso di potere che in questo momento è abbastanza evidente. Con l'età sono migliorate, una volta non diceva che era scarso, una volta era diverso, una volta veramente gli dicevi di tutto, però obiettivamente se uno era in torto l'accettava, mo adesso pure se si hanno torto, mo gli puoi dire l'offesa che puoi fare, perché devi stare attento a qualsiasi tipo di offesa che tu possa fare a una persona, che è giusto che sia così, però io penso che nell'ambito calcistico anche qualcosa più di scarso uno, perché veramente io non voglio credere alla malafede, perché sono dei ragazzi, non ci sta la malafede, però io ho visti alcuni che sinceramente far venire un arbitro da un'altra regione, fargli fare tutta l'Italia per fare esperienza, ma di fondo pure se fanno esperienza al bagaglio loro personale non può servire a niente. Per questo la selezione è difficile trovare un arbitro che possa poi fare il salto di qualità. Nicola, a Saviero hai qualche domanda? Sì, io ho una curiosità, poi vabbè si torna sempre sul Legnano perché giustamente il momento è anche quello che è. E io volevo chiedere se voleva dire qualcosa ai tifosi, più che altro perché è vero, ci sono stati dei gesti cattivi da condannare, condannabili, sicuramente. Però quello che vedo io è tanta paura, ecco, nel tifo del Legnano. No, Perché ma guarda, comunque sono 2 o 3 stagioni che si vive... Io sono stato in tribuna, io ripeto, sono andato perché non c'era nessuno che potesse parlare con l'arbitro. E quindi a me il vicepresidente mi ha mandato dall'altra parte, ma stavo con loro anche sul 3-0.
hanno sempre incitato la squadra e c'erano dei ragazzi che dicevano agli altri che non si dovevano far da spare, e questo è da ammirare. È ovvio che poi retrocedi 5-0, cioè, non è che dovevano tirare i fiorellini, hanno fatto togliere le maglie, per quello che poi ho visto io nei filmati, hanno fatto togliere le maglie. Cioè, è giusto che uno dica, io non me la sarei tolta come non me la sono tolta a Castellammare, con tutto il rispetto per tutti quanti, perché togliersi la maglia e arrendersi proprio a far capire che poi, però obiettivamente io ho visto, al di là il primo tempo è stato pacifico e di tifo, ma sempre ininterrotto. Io non so poi dopo cosa abbiano fatto per dire 100.000 euro di danni, cioè, perché poi non hanno fatto invasione di campo, non hanno fatto, cioè, cosa hanno potuto danneggiare. Io non ho fatto il giro per vedere che cosa abbiano rotto, però obiettivamente a me è sembrata una protesta più che civile, bisogna dirlo questo. Ma al di là delle offese personali, che nel calcio ci sta, le offese personali dette nel gruppo va bene, personalmente già è un po' più difficile, però voglio dire, quando ti hanno detto, ti hanno insultato, voglio dire, è il minimo che io ho sentito nella mia carriera che uno ti possa insultare, voglio dire. Mi dispiace perché si è conclusa male, pensavo diversamente anche ad inizio partita, però il calcio è così, è spietato. Se sbagli, specialmente in uno spareggio, sicuramente sei condannato, e quindi alla fine io posso dire mi dispiace per l'annata, perché poteva essere un'annata per poter fare l'anno prossimo sicuramente con più organizzazione e togliere qualche ramo secco che si portavamo sicuramente dalle altre gestioni, sicuramente. Bene, io voglio aggiungere adesso un altro ospite, un altro girone F, Pasquale. Io vi saluto i mister, vi faccio i complimenti per il campionato, saluto il direttore e Nicola. Va bene. Mister, non lo so se posso, vengo a vedere lo spareggio. A tutte e due, in bocca al lupo. Grazie mille. Buona serata, buona serata. Ciao Salvatore, grazie, buona serata. Allora, via uno, dentro un altro, andiamo ad aggiungere Pasquale Cassese, presidente del Riccione. Eccolo qui, Pasquale. Ciao. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, ti rubo 5 minuti, vedo che sei in macchina. Allora, no, tranquillo, sto andando a Riccione per festeggiare con i ragazzi, quindi tranquillo. Allora, appunto, com'è andata? Un finale finalmente felice, diciamo. Un finale bellissimo, un'emozione fantastica, quindi va bene così. Tanto alla fine nella vita, nel calcio conta il risultato, poi le chiacchiere se le porta via il vento. È stata un'emozione fantastica, io ho pianto di gioia ed è valso tutto l'anno che abbiamo vissuto, quindi va bene così. Felicissimo per come diciamo che comunque non è ripartito con questo progetto, cioè con questa... Sì, ma quanti di loro ripartono da questo progetto e poi retrocedono? A me dispiace per il Charlins, perché per esempio il Charlins spende tutti gli anni soldi e retrocede, e sono tante squadre che magari hanno speso e sono retrocesse, e dalla Serie A alla Serie D all'eccellenza, quindi non è che tu fai le cose e poi però abbiamo mantenuto la categoria onestamente, quindi va bene così. Esatto. Salvatore, scusami Giovanni, l'abbiamo seguito veramente per tutta la stagione, poi a un certo punto l'ho lasciato tranquillo perché era un periodo delicato e oggi sono felice No, a un certo punto probabilmente ci ha abbandonato perché da buon napoletano, visti i risultati che gli stavamo portando, ha preferito provare a cambiare strategia. No, sono sicuramente io che non l'ho chiamato perché non me la sentivo. Non ho dubbi sul fatto che sia questo il motivo, e effettivamente poi alla fine ha fatto bene. No, Press, hai fatto qualcosa di incredibile per come si era messa la stagione. Esatto. Sembrava che a un certo punto, prima del momento di crisi delicato che ti ha portato al cambio di allenatore, sembrava che potessi salvarti con scioltezza, poi siete ricaduti nel baratro e non era semplice risollevarsi e riuscire a portare a casa una vittoria nelle modalità in cui è avvenuta. E quindi niente, tanti complimenti a tutti, ma io li faccio soprattutto a te, lo sai, un po' perché siamo amici, ma anche perché abbiamo avuto modo di
viverti in questi mesi, nei tuoi alti, nei tuoi bassi umorali, ma in cui l'unica costante è stato il fatto che tu ci hai creduto sempre, probabilmente più degli altri, e questa cosa sei riuscito a trasferirla alla squadra, e oggi secondo me la salvezza è dovuta anche al fatto che tu non hai mollato mai. Grazie Tonico, bellissimo. Nicola, Parole, ti ringrazio. Poi a parte, oltre a crederci sempre, ci metterei anche l'amore e la passione per quello che si fa, perché non è che io mi sono andato a vedere il ritiro quando stavamo salvi già, ma io non mi sono perso manco un ritiro con la mia squadra, costi quel costi, e penso che poi alla lunga le persone buone, le persone che ci credono, le persone che amano quello che fanno, alla lunga vincono sempre. sono felice di vederti felice, perché sembra quasi che hai vinto il campionato, cioè ti giuro, perché sei talmente contento e te lo meriti, perché io come... Ma sono contento, sai perché? Dimmi. Perché si vede solo i vittoriosi, quelli che vincono. A volte la strada della vittoria è anche una strada semplice. La difficoltà, un grande uomo si vede nei momenti difficili, dove tutti quanti hanno poche capacità intellettive di poter svoltare, e magari ci sta l'uomo che non si abbatte mai, umile, che si mette lì e combatte contro tutto e tutti, nella speranza che all'improvviso esca la luce. E questa per me è una vittoria più grande di vincere il campionato, perché per le situazioni che mi hanno fatto vivere, ho vissuto, credimi, è un miracolo sportivo la salvezza del Riccione, ve lo posso garantire, non lo dico tanto per... Ma Pasquale, ti faccio una domanda, magari scomoda, ma tanti sono scesi dal carro durante l'anno, vero? E stanno provando a risalire? Sì, col cazzo. Vabbè, però ecco, la risposta è secca, quindi però ci proveranno, ci provano. E ci provano tutti, ma non hanno capito che Riccione, io non parlo di squadra, arma squadra, parlo di gente che deve rappresentare. Riccione deve essere fatta come Roma, no? Dopo tutte le ere romane, va rifondata. Quindi... Roberto, tu hai seguito fuori categoria, logico, parliamo di Girone F, ma il Riccione comunque hai seguito qualcosa, segui qualcosa di quella categoria, di quel girone o... No, di quel girone poco onestamente, ho guardato un po' il girone del Carpi, il girone D e il girone H, dove magari, visto che ho giocato tanto in Puglia anche, quindi magari la stessa Barletta o Andria, ma quel girone lì poco onestamente, però vedo il presidente molto contento e sono felice per lui, perché probabilmente sarà stato un anno veramente difficile e sono contento di vedere un presidente anche così felice, che ci ha creduto, perché spesso non si trovano sempre presidenti che magari hanno tutta questa passione e stanno vicino alla squadra, quindi sono contento per lui. Poi onestamente non lo conosco, quindi posso solo dire questo. Tu Marco, segui qualcosa? Sì, seguo tutto. Tra l'altro vorrei aggiungere una cosa sulle salvezze della Serie D. È l'unico campionato che fa una partita secca, la Serie D, perché negli altri campionati c'è andata e ritorno, al di là del favore come posso dire, del piazzamento in classifica. Se non sbaglio, il Riccione si è salvato fuori casa, se non sbaglio. Sì, a Tivoli. Quindi andando a vincere, giusto? Sì. Sto sbagliando, Presidente? No, l'unica salvezza era la vittoria nei 120 minuti in caso di pareggio. Perfetto. E quindi è difficile. In Serie C, se vai ai play-out, fai andata e ritorno. In eccellenza, idem. È chiaro che diventa più complicato e vederlo così felice, è perché sa che ha fatto un'impresa, perché aveva solo un risultato su tre, su tre, scusami, e quindi è chiaro che lo festeggi come se avessi vinto un campionato. Ma scusa, perché c'è questa disparità nelle cose in eccellenza e in Lega Pro sono doppi, andate e ritorno, e in Serie D play-out è secco? Cioè, dov'è la regola? Sei te che inviti sempre il rappresentante della Serie D, fagliela a lui quella domanda. Gliela farò, in questo momento... Possiamo rispondere noi.
In questo momento, cioè, voglio dire, datemi voi una spiegazione, magari dammela tu Marco. Secondo te perché? No, sinceramente non te lo saprei dare. Ripeto, è un po' legata anche al discorso dei playoff, quindi playoff e playout sono particolari. In D una sale e tutte le altre si leccano le ferite. Vai tra che ne so, la sest'ultima e la terz'ultima, ti vai a giocare il playout e devi vincere per forza in casa della sest'ultima, se no retrocedi. Non c'hai la possibilità di fare 2 partite, dove nell'arco delle 2 partite chiaramente il merito credo viene fuori, no? Di più sicuramente che in una partita secca, perché nella partita secca può succedere di tutto. Certo. Pasquale, prima di salutarti che sei in macchina, progetti per il futuro adesso? No, al momento devo farmi una vacanza e devo un attimo rilassare. Poi si vede. Quanti chili hai perso? Quanti chili hai perso in questo campionato? Hai visto? Si vede? Io sì, lo vedo, non so gli altri, ma io ti conosco bene. 7 kg quasi 7 kg ho perso. Vedi, fa bene il campionato allora, la Serie D. È stato bello, guarda, credimi Piero, è un'emozione ieri che, credimi, mi ha dato 100 kg di autostima. No, ti credo, perché no, accumulo proprio di tutto, che vai a scaricare tutto, quindi vabbè. Piero, tu sai bene la storia di quella città e sai bene che ieri avevo tutti contro, tu lo sai bene. Certo, lo so, ma per questo ti ho lasciato tranquillo io per un po' di domeniche, proprio per quello, perché sapevo la situazione che stavi vivendo. Quindi adesso sono felice di averti qui ancora da vincente, per quel poco che si può essere vincenti in questo caso, perché tu eri partito con ambizioni diverse, però già il fatto di rimanere in D, sono sicuro, conoscendoti, che poi l'anno prossimo farai tesoro degli errori che hai fatto quest'anno. Assolutamente sì, perché poi un uomo è uomo quando poi, come si dice, no? Errare è umano, perseverare è diabolico. Quindi non possiamo perseverare più, almeno io. Nicola, una domanda al Presidente, poi cominciamo con i saluti? Sì, io l'unica domanda che intanto piacere Presidente, l'unica domanda che vorrei fare al Presidente, proprio perché ha parlato di Riccione, che ne aveva molti contro, essendoci 2 squadre, per quale motivo ha scelto Riccione? Ho scelto Riccione perché quando ho scelto io Riccione nessuno se la filava, poi me la sono filata io e tutti quanti la volevano. Il problema è che poi sul banco tutti portano le monetine e io ho portato i soldi. È sempre il gioco all'italiana. Disse Andreotti, se vi ricordate, c'è una intervista a Andreotti bellissima prima di andare a fare un processo a Catania. Disse: in Italia l'unica cosa che purtroppo non ti perdonano è il successo. Capisco, più chiaro di così non si poteva essere. Le ho tradotto tutto, spero sia stato anche performante nella battuta, nella situazione. Bene, detto questo, cominciamo con i saluti. Io saluto Roberto, Floriano, ti ringrazio per essere stato con noi, è stato gentilissimo, in bocca al lupo. Poi adesso li farò entrambi in bocca al lupo, quindi vedetela voi, no, io non tifo per nessuno. Crepi il lupo e grazie mille dell'invito e buona serata a tutti. Ciao Roberto, grazie. Ciao. Marco Spilli, è sempre un piacere averti, complimenti veramente. Io dico che ieri non hai fatto un'impresa, ma hai giocato, la Varesina ha fatto la Varesina ieri, io sono convinto di questo. Sì, quello è stato, ha fatto la Varesina, si era persa per un po', ieri è stata la Varesina che tutti noi abbiamo nella testa e che associeremo sempre a questa stagione, ha fatto la Varesina ed è questa la Varesina sulla quale io puntavo e rispetto alla quale mi avete richiamato per tutto l'anno quando poi non ha vinto. Io avevo puntato molto su di te, mister, perché avevo negli occhi questa Varesina. Siete tornati nel momento giusto, dai. Vedi, anche Giovanni prova a risalire sul carro adesso. È vero. Io giro complimenti ai miei ragazzi, perché chiaramente società, ragazzi e direttori e il mio staff, perché chiaramente sono io magari davanti la punta dell'iceberg, ma dietro c'è un lavoro importante. Giro i complimenti a loro, perché c'è tanto di questi ragazzi, c'è un pezzettino di ognuno di loro. Vabbè, siamo tornati a fare la Varesina e piaceva anche a noi, non è che noi non ci è piaciuto neanche a noi
perderci, però purtroppo capita nella vita, e come ho detto ai ragazzi anche domenica, secondo me la cosa più bella, la vittoria più bella è essere riusciti ad uscire da questo momento negativo con sacrificio, con umiltà, con sudore, e adesso possiamo toglierci un'altra bella soddisfazione. Ma io credo... Grazie, Mister, Piero, solo una di cosa avermi ti voglio invitato. chiedere, perdonami. Mister, quanto pesa il sinistro di Orellana? Pesa? Sì, quanto pesa? È come se fosse insomma un lingotto d'oro, no? Nel senso... Guarda, ieri ha fatto la partita straordinaria nello stadio più importante Piero, che poteva io fare. posso lasciare, scusa. Parlo in Serie D, parlo in Serie D. E quindi sono sicuro che per lui ci sarà un futuro roseo, sicuramente tra i professionisti, perché lo stavano già seguendo tante squadre, e devo dire la verità, se lo merita tutto. Ieri ha fatto veramente una partita importante, in una gara importante, in uno stadio importante, quindi si svilupperà sicuramente qualcosa di importante per il suo futuro. Beh, con tutti Pesa questi tantissimo importanti... comunque, il mancino è veramente un bel mancino. Piero, posso lasciarti io? Va bene, ti ringrazio Pasquale, ci sentiamo poi. Ciao, grazie, complimenti. Ciao. Buona serata, Presidente. Allora, con tutte queste importanti che hai detto Marco prima, importante questo, importante quello, credo che l'anno importante della Varesina sarà l'anno prossimo. Io se devo scommettere qualcosa parto già adesso per la Varesina, perché è il terzo anno e quindi credo che l'anno prossimo farete veramente bene, conoscendo un po' gli attori che comunque al primo anno hanno... Ci proveremo come sempre. Come scusa? Ci proveremo come sempre, non dobbiamo perdere però non dobbiamo perdere le nostre peculiarità, che sono quelle di umiltà, pedalare, correre e mettersi a disposizione magari di come posso dire, di un sistema che funziona, che fa crescere i ragazzi, che li fa mettere in vetrina, diciamo così. Noi non abbiamo l'assillo di vincere. Ieri si parlava di cifre con il presidente del Piacenza lì a bordo campo, e quando gli abbiamo detto quanto abbiamo speso noi sono caduti per terra, e quindi bisogna anche riconoscere che comunque i soldi un po' la differenza la fanno. È vero che ci sono gli uomini, ci sono le idee, ci sono i ragazzi, però come dicevo prima, se vuoi vincere devi avere comunque una rosa completa per farlo, e noi piano piano spero che ci sarà questa possibilità di lottarci anche noi in primo posto anche in Serie D. Bene, di questo ne sono convinto. Io Marco ti saluto, ti ringrazio, in bocca al lupo per la prossima partita, quindi come li ho fatti a Roberto li faccio anche a te, vedetevela voi domenica, io non ne voglio sapere, siete tutti e due miei amici, a posto così. Ti ringrazio, Grazie mille. Ciao Marco, ciao. Grazie, buona serata a tutti. Ciao, grazie. A tutti. Ciao, mister. Allora ragazzi, finiamo questa puntata, ci vediamo poi lunedì prossimo con i verdetti finali, diciamo così, delle altre partite. Giovanni, tirami un po' le somme di questa domenica, di questi play-off. Secondo programma, parliamo del girone, di questo girone. Rimaniamo nel girone B, sì. Niente, per quanto riguarda i playoff, erano 4 squadre, una più forte dell'altra. La delusione Piacenza rimane fino alla fine, perché il campionato si può perdere, quella che era la corazzata sulla carta, i playoff li deve vincere, anche se non contano niente, i playoff li devi vincere, dimostrando che perdi il campionato di un punto, quindi le sfumature hanno fatto la differenza, ma per una questione di principio, per una questione di dimostrazione di forza, i playoff li devi vincere. Oggi il Piacenza non ci è riuscito, viene battuto da una Varesina di giovani che si diverte, gioca a calcio, è propositiva, ha dimostrato di andare su un campo così difficile e riuscire a fare la partita. Tempo fa abbiamo fatto un giochino chiedendo quanto non vincere il campionato sarebbe pesata alle prime 4, a ciascuna delle prime 4 al Piacenza oggi, sia l'uscita da playoff che la mancata vittoria del campionato dovrà pesare tantissimo.
Per quanto riguarda i play-out, lo spareggio Castellanzese-Legnano è uno spareggio che vedeva invischiate due squadre, due nobili decadute, nel senso che sono due squadre alle quali noi siamo abituati perché è da anni che fanno parte del girone e che siamo abituati a vedere e a commentare. Una delle due sarebbe retrocessa e retrocessa secondo me la squadra con più problemi. Io prima, anche con qualche lapsus in cui ho sbagliato il nome di un presidente, Infatti hai detto Erba. A Soviero stavo evidenziando che la dinamica quando in una società ci sono delle dinamiche anomale di successioni di proprietari, di direttori, di allenatori, con una celerità come quella che sta caratterizzando il Legnano, qualcosa non va. Non ti so dire cosa, fosse anche soltanto una confusione nella programmazione, sarebbe sufficiente per evidenziare un problema. I problemi ci sono, io mi auguro che la retrocessione per il Legnano possa essere un punto di rinascita e di ripartenza. Ultima considerazione, tornando a Piacenza, ha fallito 2 volte quest'anno? Quindi non vincere... Ha fallito su tutto il fronte. Spilli evidenziava anche una differenza di budget enorme. Non me ne voglia Sestu, sicuramente il Piacenza avrebbe dovuto fare di più. È una squadra costruita per ammazzare il campionato, per risalire immediatamente dopo la retrocessione, non c'è riuscita. Si può dire qualsiasi cosa. Si può parlare di un campionato, di un girone difficile, un girone di ferro, ma il girone era di ferro e quasi ingiocabile proprio per la presenza del Piacenza. Il Piacenza non è riuscito a far valere né gli investimenti né i valori scesi in campo ogni domenica, e quindi faccio riferimento ai calciatori. Bene, Nicola, tu hai da aggiungere qualcosa alla tua esperienza ieri? Dai, giusto 2 parole per come l'hai vissuta a bordo campo, un playoff? Sì, a bordo campo ho visto 2 squadre completamente diverse, 2 mister, 2 modi di interpretare la partita completamente differenti. Ho visto mister Didu che era molto caldo, cercava di trasportare la squadra, era anche giustamente nervoso visto che dopo 25 minuti si trovava sotto di 2 reti e la squadra, soprattutto nel secondo tempo, si è un po' divorata all'impossibile. Dall'altra parte invece ho visto un mister Contini calmissimo, paradossalmente fino al finale, quando praticamente la partita era finita dopo il rigore sbagliato da De Angelis. È stato un paradosso perché è stata la prima volta che l'ho sentito urlare a squarciagola perché chiedeva una copertura al terzino sinistro. Però sono stati 2 modi diversi di interpretare la partita, ma 2 squadre che in realtà hanno confermato la loro forza durante tutto il campionato e anche nei playoff. Logicamente, secondo me, ieri, mai come ieri, ha deciso la partita degli episodi, perché comunque le occasioni, grandi occasioni le ha avute anche la Pro Palazzolo, è stata più brava e più caparbia probabilmente a sfruttarle il Desenzano. Ecco. Cambia vedere la partita da bordo campo che dalla tribuna? Sì, cambia tanto, più che altro perché ti rendi conto di tutto quello che succede. Ad esempio ieri l'espulsione che è arrivata a Kuel nel secondo tempo, nessuno aveva capito per quale motivo fosse arrivata. Giustamente a bordo campo senti l'arbitro che dice: mi hai preso in giro, non ti avevo detto di rientrare, tu sei rientrato a casa, ti devo ammonire, il secondo giallo è rosso. Ma oltre a quello vedi anche cosa chiedono i mister alla squadra. Poi logicamente e probabilmente perdi qualcosa dal punto di vista del gioco perché è tutto schiacciato, non riesci a vedere la prospettiva, ti inganna spesso e anche volentieri, però capisci molte più cose, ecco, quello sicuramente. E senti tanto parlare, tutti che parlano, che dicono, se la dicono, sì. Senti proprio tutto, guarda, è una cosa... Una giungla sarà a bordo campo. Ti cambia... Sì, poi anche la regia ogni tanto che attacca con l'auricolare, perciò ci sono 1000 voci, ecco, ma comunque no, è una bellissima esperienza, ma soprattutto ti dà la possibilità, ecco, di vedere il calcio da vicino sotto tutti i punti di vista e poterlo raccontare, secondo me è un privilegio, spero di poter continuare a farlo, ecco. Assolutamente, abbiamo parlato oggi, vedrai che questo sarà il futuro di Bepri, fare il bordo campo, e quindi tu sei uno dei candidati ad esserci sempre tutte le domeniche dalla nuova stagione. Comunque aggiungo solo una piccola nota, tanto perché a noi non ci piace chiudere in orario, che sia nei playoff che nei playout hanno vinto le squadre che giocavano fuori casa e non avevano il doppio risultato. E questo è un dato. Nei playoff e nei playout, quindi ha vinto... il Piacenza in casa ha perso, è passata la Varesina, sì. Il Pro Palazzolo ha perso, è passato il Desenzano, il Legnano in casa ha perso e si è salvata la Castellanzese.
Hai visto? E poi soprattutto a Palazzolo è un paradosso, perché il pubblico che c'era ieri a Palazzolo sembrava, cioè, a tutti gli effetti un pubblico da professionismo. La Curva ha cantato 90 minuti su 90, fumogeni, bombe, di tutto c'è stato ieri a Palazzolo, però a quanto pare. Giovanni, per chiudere, la considerazione che ha fatto adesso dalla regia, quindi che hanno vinto quelle che avevano l'unico risultato utile possibile. Quindi vuol dire che scendere in campo e sai che devi vincere, cioè è più, tu scendi in campo sicuro, invece gli altri sapere che hanno due risultati magari se la giochicchiano un attimino, cioè paradossalmente. Sai che cos'è? È la sfera mentale che ha fatto la differenza in queste 3 partite. Se tu ragioni sulle 3 squadre che hanno perso, la Pro Palazzolo in realtà perde perché si scontra con una partita perfettamente equilibrata con una squadra fortissima, e quindi questa partita io la tirerei fuori da questo discorso. Ma se ragioni su Piacenza e Legnano, il Legnano sa di non poter perdere, e la Castellanzese invece sa che nel momento in cui che ha un solo risultato su 3 e gioca con una leggerezza diversa da chi invece in casa può puntare anche al pareggio. Il Piacenza più o meno è nella stessa direzione, cioè nel senso che deve vincere, può pareggiare ma non può perdere. La Varesina invece va lì sfrontata senza nulla da perdere. Quindi questi sono 3 risultati che sono frutto, 3 vittorie che sono frutto di una leggerezza a livello psicologico di 3 squadre che sono riuscite insomma a fare il loro gioco con una maggiore semplicità rispetto a chi ha dovuto pensare e riflettere un po' di più. Perfetto, ragazzi, ci vediamo lunedì prossimo. Io direi, regia, chiudiamo così noi 3, quindi salutiamo a casa tutti e 3 insieme. Grazie per averci seguito. Puntata di Time numero 20 finisce qui. Ci vediamo per la 21esima. Ciao. Ciao ragazzi. Buona serata a tutti.